io sono Federica De Rossi e sono consultrice dell'associazione ANEA, Associazione Nazionale Emigrati America e Australia. Faccio parte dell'ANEA già da parecchi anni, prima come rappresentante giovanile e da quest'anno come consultrice ufficiale. Sì. L'ANEA è un'associazione che si occupa di emigrati e ex emigrati dall'Australia o dalle Americhe. Sì, è stata creata dal dottor Aldo Lorigiola, che purtroppo è mancato qualche anno fa, ed è un'associazione che si è occupata di facilitare il ritorno in patria di tutti coloro che si erano recati in Australia o nelle Americhe per trovare lavoro. Però non solo questo, perché nel corso degli anni l'ANEA ha raggiunto dei traguardi molto importanti. Uno tra tutti, per esempio, è di far conseguire le pensioni agli emigrati che avevano speso la loro vita in Australia e che poi erano rientrati in Italia con l'età della pensione. E non è così scontato che la ricevessero. Con l'ANEA è stato possibile. E qualche commento invece sulle attività che vengono realizzate per quest'anno oppure per l'anno prossimo? Allora, al di là delle attività normali, che sono fondamentalmente dei seminari o comunque delle giornate di festa, in cui vengono abbinati appunto sì, dei seminari in cui affrontiamo delle problematiche concrete, e poi c'è il momento del pranzo, che così vengono riuniti gli associati, e abbiamo in programma di fare qualche progetto culturale formativo, quindi coinvolgendo le scuole, e poi nella redazione di un libro, possiamo così definirlo, che raccoglie le interviste dei nipoti che i nipoti fanno ai nonni emigrati in Australia. Quindi manteniamo ancora un po' il riservo, però è una cosa molto interessante e carina, sì.